Quota 100 doveva creare 3 posti di lavoro ogni pensionato, invece il risultato è stato proprio l'opposto. Ma cosa ci si poteva aspettare dall'ennesima legge che cerca di incrementare l'occupazione con i bonus? Gli imprenditori di Confapi bocciano sonoramente quota 100. La riforma pensionistica non ha sfondato né a livello nazionale né a livello veneto. I dati sulle uscite anticipate nel primo semestre del 2020 sono meno di un terzo rispetto ad un anno prima. Per i piccoli e medi industriali questo flop risiede nella decurtazione anche del 15% della pensione finale. Il problema della riforma Fornero resta, ma va affrontato in maniera diversa. E soprattutto per i giovani, se vogliamo garantire loro delle pensioni, bisogna avere coraggio di ripensare totalmente il sistema pensionistico italiano. E non bisogna guardare tanto lontano, guardiamo ad esempio la Danimarca, che è uno dei sistemi al mondo migliori pensionistici, più sostenibili, e si basa su un sistema misto di fondi pubblici e privati, che però garantiscono alle fasce più deboli al 100% la pensione. Ecco, occorre insomma saper rinnovare, occorre partire anche dalle istituzioni e potrebbe essere quello, anzi forse il primo passo per crescere in maniera sostenibile.